alla prefettura di Treviso per l'individuazione di altri 400 posti per migranti. Ce l'aspettavamo, dice il sindaco Mario Conte, ma Treviso ha già dato e definisce inevitabile l'apertura di Maxi Hub anche nelle altre province. Sostenere l'accoglienza diffusa dei migranti, il parroco e il sindaco di Marano Vicentino scrivono una lettera aperta ai concittadini affinché mettano a disposizione spazi abitativi sfitti. Autonomia continua la tensione tra Lega e Fratelli d'Italia, stoccata dal segretario veneto, dei meloniani e gli alleati, e il governatore che aveva fissato la data limite del 2024. Solo slogan, la legislatura dura fino al 2027. Incidente sul lavoro a Spinea, 55enne operaio scivola dal tetto sul quale stava lavorando cadendo al suolo da 5 metri. È molto grave, in ospedale. Paura nella notte a Spresiano, rapinatore armato di pistola fa irruzione in un hotel di lusso minacciando il portiere, facendosi consegnare il fondo cassa e caccia al bandito, forse lo stesso che 2 mesi fa ha colpito in una lavanderia. Mareggiata sparisce sul litorale di Jesolo 1 chilometro di spiaggia, tecnici al lavoro stamattina per ripristinare la normalità, un evento fuori stagione, sentinella dei cambiamenti climatici. Con la normativa che obbliga a esporre il prezzo medio regionale ad aggiornarlo ogni mattina, ci sono benzinai che temono di non poter neppure andare in ferie. La rabbia dei gestori. Il maltempo non ha fermato ieri sera le cene dei quartieri, anticipo gustoso che dà il via ufficiale alle giornate di gara del Palio di Feltre. Domani attese migliaia di persone per la sfida della corsa a cavallo diretta su Antenna 3 a partire dalle 15:30. Eccoci in diretta, buonasera, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo dalla questione migranti, perché la prefettura di Treviso, lo sapete, ha pubblicato un nuovo bando per l'individuazione di altri 400 posti per richiedenti asilo. Ce l'aspettavamo, è la reazione del sindaco Mario Conte, ma Treviso dice ha già dato e definisce inevitabile l'apertura di Maxi Hub anche nelle altre province. Treviso ha dato e adesso capisco le difficoltà del prefetto, però dovrà trovare altre situazioni, in attesa però che venga messa la parola fine a questo grande flusso di migranti provenienti dall'Africa, perché era stato anche promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni, e quindi è giusto che si dia continuità a quelle promesse. 2 stoccate in un colpo solo: al governo, che non riesce a contenere gli sbarchi di richiedenti asilo sulle coste, e a chi ha snobbato il protocollo ANCI per l'accoglienza diffusa. E di fronte al bando pubblicato dalla prefettura per individuare altri 400 posti per migranti, il sindaco di Treviso Mario Conte blinda, almeno politicamente, le porte dell'ex caserma Serena. Devo dire che ce l'aspettavamo, nel senso che gli arrivi sono continui. Questa volta però la posizione del Comune di Treviso nei confronti della prefettura, e non vuole essere assolutamente polemica perché ne ho parlato serenamente col prefetto, è una chiusura nei confronti della disponibilità della caserma Serena, che oggi conta già 520 persone, che noi riteniamo eccessive e che rischiano di creare un problema sociale. Ma la scadenza del bando prefettizio è prossima, il 28 agosto è dietro l'angolo. L'allora decreto Salvini ha smantellato buona parte dell'accoglienza in piccole e medie strutture. Se non emergeranno disponibilità significative dal territorio, si avvererà la previsione di Conte, quella delle tendopoli. Da qualche parte queste persone devono essere accolte e quindi soluzioni alternative io non ne vedo. Ma il primo cittadino di Treviso è pronto a fare la voce grossa. La Marca è l'unica provincia veneta a ospitare 2 maxi centri ministeriali di accoglienza, ex Serena ed ex Zanusso di Oderzo, la cui chiusura è sempre stata promessa ma mai realizzata. Con 1000 arrivi in Veneto a settimana, anche gli altri territori, dice, saranno costretti ad aprire strutture analoghe. Ma io credo che questa sarà una soluzione, nel senso che comunque quando arrivano vengono distribuiti adesso circa in modo equo nelle varie province, e ogni prefetto avrà le stesse grane rispetto al prefetto di Treviso, quindi delle soluzioni devono essere trovate. A Treviso tutti quanti si sono sentiti un po' più tranquilli perché c'era la caserma Serena, ma oggi il sindaco di Treviso dice basta la caserma Serena. Sostenere l'accoglienza diffusa dei migranti, parroco e sindaco di Marano Vicentino scrivono una lettera aperta ai concittadini affinché mettano a disposizione degli spazi abitativi. Care concittadine e cari concittadini, con l'intensificarsi degli sbarchi di persone migranti sulle coste del sud Italia e visto il sovraffollamento dei cosiddetti hotspot, il Ministero dell'Interno sta, attraverso le prefetture, iniziando a distribuire sul territorio nazionale queste persone.
Inizia così la lettera congiunta di Marco Guzzonato e Don Fabio Balzarin, rispettivamente il sindaco e il parroco di Marano Vicentino, che rivolgendosi alle persone della propria comunità si appellano alla loro generosità per fare la propria parte nell'ospitare gli ultimi migranti, che secondo la stima dovrebbero essere di 4.000 persone in Veneto e circa 600 nella provincia di Vicenza. Sono quindi 28 le persone che la nostra comunità, per fare la propria parte, dovrebbe accogliere. Vi scriviamo per fare appello alla vostra disponibilità nel concedere l'utilizzo di vostri appartamenti o abitazioni sfitti a fronte di un regolare contratto da stipulare tra la proprietà e la cooperativa partner del progetto finanziato dal Ministero, per poter dar vita ad una accoglienza e integrazione diffusa, qualificata e sostenibile. Nel comune di Marano è già attivo un progetto SAI, Sistema Accoglienza e Integrazione, destinato a nuclei familiari vittime di tratta, violenza e persecuzione, come strumento per gestire il fenomeno dei flussi migratori. Al momento sono 21 i comuni dell'Alto Vicentino che hanno aderito alla proposta, mettendo a disposizione edifici comunali e impegnandosi a reperirne sul mercato privato. Riteniamo che lo spirito di solidarietà e cooperazione tipico della comunità maranese possa esprimersi al meglio anche in questa occasione, dimostrando ancora una volta sensibilità e concretezza nell'aiuto delle persone bisognose. Sono questi i tratti distintivi e identitari che danno valore al vivere insieme e che consolidano la coscienza civica di ciascuna persona all'interno della comunità. Dal tema migranti a quello dell'autonomia continua la tensione tra Lega e Fratelli d'Italia dopo l'emendamento dei meloniani che ha allungato ulteriormente i tempi. Stoccata del segretario veneto De Carlo agli alleati, chi parla di date lo fa per slogan. Non ci siamo dati nessun limite temporale, abbiamo detto che era un obiettivo di legislatura, mi risulta che questa legislatura finisca nel 2027. Le altre date che sento sono solo slogan per alzare l'attenzione o per giustificare qualcosa che non c'entra niente con il programma di governo. Il messaggio del numero 1 regionale di Fratelli d'Italia arriva col sorriso, ma è una stilettata in piena regola e il destinatario leghista, fra i tanti, non è nemmeno così difficile da intuire. Soltanto 4 giorni fa, dal palco della festa della Lega a Cervia, il governatore Luca Zaia aveva fissato una precisa data come condizio sine qua non. Se l'autonomia non arriva entro il 2024 vuol dire che abbiamo fallito come governo. Per De Carlo solo slogan per alzare la polvere. Polvere che si è in ogni caso alzata con l'emendamento dei meloniani depositato in Commissione Affari Istituzionali in questi giorni. Emendamento che riscrive completamente l'articolo 3 del provvedimento sulla determinazione dei LEP, allungando i tempi già biblici del percorso a ostacoli. Tutto rinviato a settembre e immediati i messaggi dell'alleato scalpitante. Dal segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani, che richiama la coerenza dei patti, al presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova, che parla di sgambetti. De Carlo non si scompone e rilancia. È chiaro che quando sei un po' lontano dai centri non solo decisionali ma anche dove si discute si ha una percezione totalmente differente. Secondo me dovevano sentire Calderoli prima e rendersi conto che era tutto concordato con lui. Quell'emendamento del senatore Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, tra l'altro con cui io mi sono confrontato parecchio, è concordato col ministro Calderoli. Non vorrei che i leghisti debbano prendersela con Calderoli, in realtà non devono prendersela proprio con nessuno, è semplicemente un supplemento di attenzione, un rafforzare il Parlamento rispetto ad un tema così importante come l'autonomia che non vorremmo noi, ma neanche la Lega, vedere abbozzato sulla carta e poi non tradotto in pratica. Questo ci dà la certezza che 2 passaggi parlamentari sono meglio di un DPCM e che il Parlamento venga coinvolto come abbiamo detto dall'inizio. Insomma, l'aria che tira tra i due alleati è sempre la stessa, con dichiarazioni di intenti che poi puntualmente lasciano il campo a profonde tensioni sotterranee. In ballo c'è la partita della leadership del centrodestra per l'immediato futuro e non è poca cosa. Lo si intuisce anche quando il vertice regionale dei meloniani ribadisce un passaggio importante sull'autonomia. È entrata in Parlamento solo grazie ad un esecutivo a guida Meloni. Prima hanno partecipato a tanti esecutivi anche i miei colleghi della Lega, non mi risulta che sul tavolo sia mai arrivato nulla. Ora andiamo alla cronaca. Sono molto gravi le condizioni di un operaio ricoverato all'ospedale di Mestre dopo una caduta di circa 5 metri dal tetto di un capannone nel quale stava lavorando questa mattina. Un operaio è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da circa 5 metri d'altezza mentre stava effettuando dei lavori sul tetto di un capannone a Spinea. Soccorso dai sanitari del SUEM 118, l'uomo, un 55enne veneziano, politraumatizzato, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni sarebbero considerate molto gravi.
L'incidente si è verificato attorno alle 6 di mattina, quando per cause che sono ora al vaglio dello Spisal dell'Ulstre Serenissima, l'operaio ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. Anche nel 2023 il numero degli incidenti sul lavoro in Veneto, terza regione in Italia dopo Lombardia e Lazio, e nel veneziano si sta mantenendo a livelli allarmanti, così come le denunce di malattie professionali, cresciute oltre il 22% da 2005 a 2457. E ora andiamo alla rapina a mano armata che si è verificata la scorsa notte al Tai-Si di Spresiano. Non il primo colpo nella zona, pochi mesi fa era toccato a una lavanderia del centro. 2 di notte, mascherina chirurgica a coprire il volto, entra impugnando una pistola e minaccia il portiere di notte, un 57enne, intimandogli di aprire la porta d'ingresso del Tai-Si, hotel e spa di via Vecelio a Spresiano. Sono minuti di paura per il dipendente sotto il tiro dell'arma, costretto a consegnare tutto il denaro presente in cassa. 140 euro, l'importo rubato. Non so se era giocattolo o cosa, ma comunque era un balordo un po' ubriaco e con un accento straniero. Ha chiesto che venisse aperto il cancello perché doveva scappare, e ha aperto il cancello di destra che potesse uscire, invece è scappato a piedi e dopo un sopralluogo abbiamo trovato che invece aveva scavalcato la rete e forse aveva un amico con una motocicletta. Un furto programmato, forse con l'aiuto di qualcuno che lo aspettava all'esterno. Dopo aver intascato la rifurtiva, il malvivente, anziché il cancello, ha infatti scelto di scavalcare la recinzione dell'esercizio per darsi alla fuga a circa 100 metri dall'entrata principale, probabilmente per non destare troppi sospetti. Evento che in 18 anni di attività non era mai accaduto, raccontano dall'amministrazione. Ciò che è certo è che si valuterà di rinforzare i sistemi di sicurezza. Il custode stesso al momento si è spaventato perché non era inaspettato, adesso valuteremo di chiudere le porte, quindi sono blindate, quindi non può entrare nessuno. Non è l'unico caso di rapina negli ultimi mesi nella zona. Risale a fine aprile il colpo subito dalla titolare della lavanderia La Boutique del Lavaggio nel pieno centro di Spresiano. Pensando fosse un cliente in anticipo rispetto all'orario di apertura, berretto con visiera e mascherina chirurgica anche in questo caso, il malvivente è entrato con una borsa che la titolare pensava contenesse degli indumenti da portare in lavaggio. Lui mette sopra il banco la borsa, mette la mano dentro alla borsa, dice devo consegnare, poi io non ricordo più niente. Io so che mi sono svegliata poco dopo per terra e avevo tutto il cassetto della cassa, tutto sparso per terra, monetine, tutto. Poi vado dietro dove ho il laboratorio e c'era la mia borsa per terra e sì, portafoglio, tutto, e mi mancavano 300 euro dalla borsa. Ora andiamo sul litorale veneziano per fare il punto su questa prima settimana di agosto caratterizzata dal maltempo. Il fine settimana di traffico da Bollino Nero verso Jesolo non c'è. Anzi, sabato mattina il traffico appariva più intenso in uscita dalla località balneare, colpa di un maltempo che ha evidentemente scoraggiato i turisti giornalieri e che peraltro ha anche colpito parte delle spiagge. Per circa 1 chilometro dei 15 complessivi una mareggiata si è mangiata una fetta di battigia, creando una sorta di gradino alto pressappoco 1 metro. A Jesolo comunque il turismo è un'industria talmente articolata ed efficiente da poter ripianare il gradino in un attimo. Fenomeni come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, tuttavia, generano timori per eventi meteorologici che oggi più di ieri possono riservare sorprese. La paura c'è perché vediamo tutti i giorni delle catastrofi che ci sono, però insomma siamo molto fiduciosi e siamo sicuri che l'amministrazione intavolerà un discorso che è già avviato con la Regione per risolvere i problemi in maniera strutturale. Totale quanto si è mangiato il mare in quest'ultima occasione? In quest'ultima occasione le stime sono in circa i 10.000 metri cubi. La difesa e manutenzione delle spiagge è una questione che chiama direttamente in causa la Regione, non solo perché le spetta la competenza della difesa idraulica, ma anche perché è l'ente che ha la capacità finanziaria di affrontarla. Il dato ultimo del 2022-2023 è di addirittura quasi 600.000 euro che noi investiamo annualmente per il ripascimento meccanico, quindi per spostare la sabbia da una parte all'altra e rendere fruibili le zone che sono un po' più interessate all'erosione. Ovviamente più di così facciamo fatica a fare, contiamo fra qualche mese di avere una dotazione di qualche milione di euro con la quale insieme alla Regione mettere giù un piano d'azione per superare o perlomeno limitare molto questi disagi.
Dopo un 2022 con numeri record, quest'estate la costa veneziana ha dovuto ridimensionare le previsioni trionfali stilate in inverno. Maltempo e mareggiate fuori stagione non sembrano comunque impensierire oltre il dovuto gli operatori turistici. Quanti file ha perso, rispetto a prima? Ma un paio di file da inizio stagione. Negli ultimi anni si è verificato, quando è stato modificato l'andamento della spiaggia con questi pennelli a mare, ha cominciato un lento fenomeno di erosione che adesso con le istituzioni e l'amministrazione in primis stiamo affrontando per avere degli interventi strutturali. Il brusco abbassamento delle temperature associato alla perturbazione transitata sul Veneto ha riportato la neve, pensate, sulla cima della Marmolada. Stamattina il rifugio di Punta Penia si presentava completamente imbiancato, come documentano i video postati sui social dal gestore della capanna Carlo Budelli. Imbiancata anche la cima del Civetta nelle Dolomiti di Zoldo. La minima registrata in Marmolada stamane era di 3 gradi, ebbene sotto lo zero. Parliamo di protezione civile, altro scenario, perché è in prima linea quella bassanese per aiutare la regione Puglia a spegnere gli incendi che stanno devastando le campagne. Siamo qui a San Giovanni Rotondo, base del contingente Veneto per la campagna AIB in collaborazione tra Regione Veneto e Regione Puglia. A rappresentare il distretto del Vicentino abbiamo le associazioni di Valdagno, Cogollo del Cengio, Nove Cartigliano e Schio. Sono partiti da tutta la regione, anche dalla nostra provincia, comprese le sezioni di Cartigliano e Nove, per aiutare gli amici pugliesi ad affrontare l'emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio buona parte della regione. Volontari e volontarie della protezione civile del Vicentino, specializzati in antincendio boschivo, al lavoro, alternandosi a turni settimanali. Sempre in prima linea, affiancando in questo frangente difficile i vigili del fuoco delle caserme locali del Foggiano, impegnati a spegnere le fiamme che hanno devastato centinaia di metri quadri di campagna, radura, boschi. Domenica nuove squadre dal Veneto raggiungeranno il centro di San Giovanni Rotondo per dare il cambio ai colleghi e colleghe del Vicentino. Parliamo di carburanti ora, con la nuova normativa che obbliga i benzinai a esporre il prezzo medio regionale e ad aggiornarlo ogni mattina. Ci sono gestori che temono di non poter nemmeno andare in ferie. Il cartello con il prezzo medio del carburante che i gestori devono aggiornare quotidianamente sta creando problemi, disagi e confusione. Ne sono convinti gli addetti ai lavori, ma anche gli automobilisti. E ora chi gestisce una stazione di servizio teme di non poter nemmeno andare in ferie. C'è confusione, diciamo che attualmente qualche utente, qualche consumatore controlla il prezzo medio regionale, non c'è questa ressa per capire qual è il prezzo medio regionale. Ripeto, sicuramente qualche confusione lo sta creando. Il prezzo medio regionale è un prezzo che non troveremo sugli impianti, è un prezzo che è una media regionale, quindi sicuramente non porterà un risultato di un abbassamento del prezzo. Secondo la normativa, infatti, che però non è abbastanza chiara, il gestore deve aggiornare il prezzo ogni mattina e se va in ferie, ma ha l'impianto self-service che continua a funzionare, rischia di prendere una multa. Dovrebbe quindi chiudere anche il self-service con un evidente danno economico. Ci sono degli impianti che sono completamente selfizzati e gestiti soprattutto dalla compagnia petrolifera, dove abbiamo una figura dell'appaltatore che in teoria con questa legge non può andare in ferie perché tutti i giorni deve comunicare il prezzo, deve aggiornare il prezzo, che è diverso dalla comunicazione, deve aggiornare il prezzo regionale. Si è creata ancora più confusione, ci sono degli operatori, i nostri colleghi, che purtroppo non potranno nemmeno andare in ferie perché, esempio, quegli impianti completamente selfizzati dovranno aggiornarlo tutti i giorni i prezzi. Questa dunque è la situazione. Voltiamo pagina. Il maltempo non ha fermato ieri sera le cene dei quartieri, anticipo del Palio di Feltre che vi ricordo domani trasmetteremo in diretta dalle 15:30. Un anello in grado di ospitare fino a 7.000 persone, verifiche sanitarie sui cavalli che domani in Pra del Moro decideranno chi tra Duomo, Santo Stefano, Portoria e Castello potrà fregiarsi del drappo. Cresce la febbre del Palio. A Feltre ieri sera, nonostante il maltempo, le cene dei quartieri hanno animato la cittadella. Una festa diffusa nelle vie del centro che riempie davvero tutto il centro cittadino e che lo anima di profumi, di sapori, di colori, di suoni e di vociare.
il momento di inizio della festa, un momento ancora in cui ancora le contrapposizioni sportive non sono stemperate, ed è il sabato prima della festa, il nostro sabato prima della festa, anche se è di venerdì. Nel pomeriggio di oggi spazio al mercatino medievale con gli spettacoli itineranti e le attività ricreative per i più piccini, in serata i cortei delle delegazioni di nobili di Feltre e Venezia e poi la rievocazione storica, le gare di tiro con l'arco e la staffetta con atleti di livello mondiale. C'è un tempo davvero particolare, un tempo sospeso che fa mantenere tutti, trattenere il fiato a tutti, perché davvero in 2 giorni e nello specifico in pochi minuti, quando partono le gare, ci si gioca il lavoro di tutto un anno e magari anche di più di un anno. Tensione, emozione, grande gioia prima del gran finale che domani pomeriggio a partire dalle 15:30 Antenna 3 trasmetterà in diretta. Cavalli e fantini vengono scelti dai singoli quartieri, vengono quasi tutti da Siena, dalla culla di quello che è il top del movimento paliesco. E allora l'avete sentito, non perdetevi domani pomeriggio dalle 15:30 in diretta su Antenna 3 il Palio di Feltre, manifestazione che rievoca il momento in cui la città passò sotto il dominio veneziano, un salto indietro nel 400 con la gara di tiro con l'arco e alla fine il momento clou, lo avete sentito, della corsa dei cavalli dalle 15:30. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, ora le previsioni del tempo per domani, poi l'edizione di Venezia come sempre. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per domenica 6 agosto. Sul Veneto prevalenza di cielo parzialmente nuvoloso, a tratti più nuvoloso, probabilmente di pomeriggio. Bassa probabilità di precipitazioni in pianura, piogge sparse attese sui rilievi con carattere anche temporalesco dal pomeriggio. Temperature in calo, minime dai 13 ai 18 gradi, massime dai 24 ai 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia al mattino cielo poco nuvoloso. In giornata variabile dalle ore centrali saranno possibili rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Temperature sotto la norma stagionale. Minime comprese tra i 15 e i 20 gradi, massime intorno ai 25-26 gradi. Sul Trentino Alto Adige nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo. Minime tra i 16 e i 17 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.